Formaggio, burro, ricotta affumicata che, ad ogni estate da secoli, si producono nelle malghe della nostra regione. Profumi, gusti, aromi inconfondibili che nascono dai pascoli e dall'arte casearia che si tramanda. Sapori inimitabili che sono direttamente correlati agli erbari delle terre alte e alla loro ricchezza floristica, alla quota e all'esposizione dei versanti. Tutte superfici da utilizzare attraverso il pascolamento di specie idonee e con le razze più rustiche. I bovini comunque sono i maggiori produttori di latte e quindi nelle malghe della nostra regione sono largamente presenti. Le razze più diffuse sono la pezzata rossa, la grigia alpina e la bruna, con alcune presenze di Pustertaler, Pinzgau e Jersey. Gli equini, sfruttando le labbra più mobili e l'opposizione degli incisivi, riescono a strappare e tagliare la pianta molto in basso, rasando completamente il cotico e contribuendo al completo utilizzo del pascolo. Sui versanti, popolati da un tano verde, pascolano le capre, il cui latte, in aggiunta a quello vaccino e nelle giuste proporzioni, conferisce particolari note di tipicità a formaggi e ricotte di malga. L'aspetto fondamentale è però costituito dalla salute del bestiame e dall'igiene da rispettare in tutte le fasi produttive, ad iniziare dalla mungitura. I nuovi indirizzi nell'attività di alpeggio sono orientati verso tecniche di pascolamento integrale, turnato con recinti mobili elettrificati, ovvero col bestiame che alla sera non rientra alla stalla. Vediamone i vantaggi. Un utilizzo dell'erba a stadi ottimali secondo la maturazione, il miglioramento del valore foraggero del pascolo e conseguente controllo delle infestanti, un ritorno più omogeneo degli elementi nutritivi al suolo ed il mantenimento di un pascolo più stabile per composizione e struttura. Questa metodologia può inoltre essere integrata col pascolamento misto, e cioè l'utilizzo del pascolo con specie diverse. I benefici sono utilizzo complementare e migliore dell'erba dovuto alla diversa selettività degli animali, miglior controllo delle infestanti e una maggiore produzione per ettaro di pascolo. A questo tipo di gestione di animali e pascoli si può facilmente applicare un sistema di mungitura mobile con l'ausilio di carri appositi. L'operazione è molto semplice. Ad ogni turno si predispongono le razioni di mangime a base di cereali, mais e orzo nelle apposite mangiatoie e si dà accesso al primo gruppo che si dispone nelle poste. Dopo l'accurata pulizia e messa al latte della mammella si procede alla mungitura. Al termine dell'operazione si libera il primo gruppo che si dispone nel paddock in uscita e si riprende col secondo gruppo. Il latte passa di volta in volta nei contenitori in inox per poi essere trasportato alla casera. La conoscenza delle caratteristiche, del comportamento e delle esigenze degli animali in alpeggio sono indispensabili per pianificare con razionalità l'attività pastorale, nella prospettiva di soddisfare i fabbisogni e il benessere degli animali e di migliorare il pascolo nel più ampio concetto di presidio e salvaguardia del territorio e della sua biodiversità.